Focolaio a Villafranca Sicula, al via prenotazioni per terza dose di vaccino, pressioni dei Novax su medici per false esenzioni. Salvare vite non è mai reato, la procura di Agrigento chiede al GIP di archiviare inchiesta a carico della Mar Ionio. Che la libertà dei boss sia legata al diritto di verità delle famiglie, questa è la richiesta della Fondazione Falcone per riscrivere l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Il rettore uscente Micari traccia un bilancio di questi 6 anni, dal 1 novembre inizia l'era Midiri. Oggi appuntamento all'Ateneo di Agrigento, l'assessore regionale La Galla finanzia dei progetti per le scuole delle isole minori. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi in apertura parliamo di Covid. Focolaio in una scuola di Villafranca Sicula, bambini con le loro famiglie in isolamento ed interventi di bonifica e screening a tappeto. Intanto in Sicilia, dopo gli ultra ottantenni, i fragili e i medici, adesso anche gli over 60 potranno ricevere la terza dose del vaccino, a condizione che siano trascorsi 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Da oggi in Sicilia è possibile per gli over 60 ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid purché siano trascorsi 6 mesi dalla somministrazione della seconda. La prenotazione potrà essere effettuata cliccando sull'immagine dedicata attraverso la piattaforma della regione www.siciliacoronavirus.it o direttamente su quella della struttura commissariale nazionale gestita dalle Poste Italiane, raggiungibile al seguente sito prenotazioni.vaccinocovid.gov.it. Inoltre è possibile prenotarsi anche chiamando il numero verde 800 00 9966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. È sufficiente indicare il proprio codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell'appuntamento. Intanto la situazione in Sicilia vede 264 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.282 tamponi processati nell'isola. Ieri erano 260, l'incidenza scende all'1,4, ieri era al 2,4, la Sicilia al quarto posto per contagi giornalieri, al primo c'è la Lombardia. Sul fronte ospedaliero sono adesso 303 ricoverati, 6 in più rispetto a quelli in terapia intensiva, 48, 5 in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo ha 14 casi, Catania 118, Messina 38, Siracusa 34, Ragusa 5, Trapani 16, Caltanissetta 10, Agrigento 12, Enna 17. Intanto sentiamo il sindaco di Villafranca Sicula, Mimmo Balsamo, sui casi di Covid-19 che si sono verificati tra gli studenti della scuola Roncalli di Burcio. Intanto Villafranca sta attraversando questo periodo critico relativamente al Covid e il problema più grande è che sono coinvolti, erano 10 e ieri sera se ne è aggiunto un altro, 11 bambine più 3 adulti che sono familiari di questi bambini. Quindi ora cosa abbiamo fatto? Stiamo restando che si è seguito il protocollo previsto da parte dell'ASP. Abbiamo fatto la sanificazione degli edifici scolastici e giovedì e domani pomeriggio faremo lo screening su tutta la popolazione scolastica per vedere un po' se ci sono novità e appunto come dobbiamo regolarci. Questa è una situazione che si è innescata, probabilmente è partita da una bambina che frequenta la scuola dell'infanzia, una prima bambina che è risultata positiva, da lì a cascata poi è venuto fuori diversi bambini della scuola dell'infanzia, poi avendo dei fratellino e sorellino alla scuola primaria, scuola media, un po' il contagio si è propagato tra gli altri bambini. Questa è la situazione purtroppo. Quindi diciamo sono state attivate tutte le misure protocollari del caso, no? Con l'ASP, con altre strutture? Sì, certo. Noi abbiamo fatto quello che è previsto nelle nostre competenze. L'ASP sta facendo un po' quello che è nella propria competenza e domani pomeriggio l'ASP farà i tamponi a tutti i bambini, a tutta la popolazione scolastica per vedere dopo questo periodo di quarantena
perché da 2 settimane che le scuole sono chiuse, da 10 giorni comunque che le scuole sono chiuse, e domani scade il periodo di quarantena e quindi verranno fatti tamponi a tutti gli alunni della scuola elementare e media. Per gli adulti invece? E per gli adulti, certo, si segue sempre il protocollo, però sono dei familiari, sono 3 adulti che sono familiari di bambini appunto interessati al Covid, e quindi si segue la stessa prassi che c'è. L'esortazione che io ho fatto in questi giorni a tutti i miei concittadini è quello di rimanere a casa e di fare attenzione, mettere in atto tutte le precauzioni che servono per evitare la diffusione del Covid, perché a volte magari la gente pensa che essendo stata vaccinata è immune al Covid, ma così non è, i fatti lo dimostrano, perché queste 3 persone adulte sono vaccinate, per cui dico è necessario, è indispensabile che ognuno rispetti le regole e rimanga necessariamente a casa. Pressioni dei Novax sui medici che certificano false esenzioni per il vaccino anti-Covid-19, l'intervento dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Vediamo. Avverto il dovere di richiamare ancora una volta tutti al rispetto delle regole e alla prudenza. Le strutture della regione stanno procedendo a controlli e segnalazioni, così come le forze dell'ordine con in testa il NAS stanno operando con senso delle istituzioni per garantire la sicurezza di tutti. Non sono per cultura professionale, colpevolista e anzi sono il più garantista tra i garantisti, ma siamo in una condizione di emergenza nazionale e bisogna rispettare le regole, tutte. A scriverlo è l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza in merito alle presunte dichiarazioni rilasciate da medici compiacenti ai loro assistiti per esonerarli alla cosiddetta immunizzazione contro il coronavirus. I carabinieri del NAS siciliani hanno già deferito all'autorità giudiziaria competente per territorio 4 medici. L'indagine trae origine dalle verifiche condotte nell'ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli hub dei territori per provincia per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate alla rilascio della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto e chiacchierato Green Pass. L'attenzione è stata estesa sulla documentazione sanitaria, non ancora evasa, presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l'esenzione alla vaccinazione corredata da certificazioni mediche non rilasciate da medici vaccinatori secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute, bensì da medici di medicina generale e sanitari, liberi professionisti che non operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Solo i medici certificatori dei centri vaccinali hub, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti anche temporaneamente. I medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando e non attribuendo a loro sintomi o segni di malattia infettivo contagiosa in atto, una prassi che pare stia incalzando, insomma, nella bella e soleggiata isola fra le regioni in testa in Italia per eversivi e contrari alla certificazione verde. Il cosiddetto lascia passare non a tutti piace, sta creando non poco scompiglio fra lavoratori del pubblico e del privato, ma sarebbe solo una minoranza, una costola, si potrebbe dire, di un corpo ben più disciplinato e disposto a seguire poche basilari fondamentali regole per arginare del tutto la pandemia ancora in atto. Salvare vite non è mai reato. La Procura di Agrigento chiede al GIP di archiviare l'inchiesta a carico della Mare Jonio. Vediamo. La Procura di Agrigento chiede al GIP di archiviare l'inchiesta a carico della Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans.
Certamente non può essere criminalizzato in sé lo svolgimento dell'attività di salvataggio di vite umane in mare, che anzi costituisce un obbligo giuridico per ciascun uomo di mare. È la premessa della richiesta firmata dal procuratore aggiunto Salvatore Velle e dal sostituto Cecilia Baravelli. L'inchiesta è a carico dell'armatore e coordinatore della missione Giuseppe Caccia e di Massimiliano Napolitano, quale comandante del rimorchiatore battente bandiera italiana, accusati di aver violato il testo unico sull'immigrazione, avendo effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, consentendone illegalmente l'ingresso. E i fatti fanno riferimento al salvataggio del 9 maggio 2019 di 30 migranti a bordo di un gommone alla deriva, poi condotti a Lampedusa il giorno dopo. Ai due era stato contestato anche di non essersi rivolti al centro soccorsi libico, pur avendo compiuto il salvataggio nella zona SAR della Libia. Il salvataggio delle vittime in mare costituisce un dovere degli Stati e prevale sulle norme e sugli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Ergastolo ostativo, la proposta di legge della Fondazione Falcone che la libertà dei boss sia legata al diritto alla verità delle vittime. La Fondazione, intitolata al magistrato ucciso nella strage di Capaci, ha inviato alla Commissione Giustizia della Camera la sua proposta per riscrivere l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. I dettagli nel servizio. Se gli ergastolani detenuti per reati di tipo mafioso, per terrorismo, vorranno accedere alla libertà vigilata, dovranno aver contribuito per la realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali. È questo uno dei passaggi più importanti della proposta di legge di riforma della normativa sul cosiddetto ergastolo ostativo, elaborata dalla Fondazione Giovanni Falcone. Nell'aprile scorso, infatti, la Corte Costituzionale ha decretato l'incostituzionalità dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, cioè la norma che impedisce ai detenuti per reati di tipo mafioso e terrorismo di accedere alla libertà condizionata se non hanno collaborato con la giustizia. La Consulta ha concesso tempo fino al maggio del 2022 al Parlamento per intervenire. Se entro quella data il legislatore non avrà modificato l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, oppure mafiosi stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia, come Giuseppe Graviano, potranno così chiedere di accedere alla libertà vigilata dopo aver scontato 26 anni di carcere. In questi giorni la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato a discutere alcune proposte di legge, alle quali si aggiunge ora quella della Fondazione Falcone, intitolata al magistrato al quale si devono la maggior parte delle intuizioni relative alle leggi antimafia attualmente vigenti, compreso proprio l'ergastolo ostativo. Con questa proposta, spiega Maria Falcone, sorella del giudice ucciso nella strage di Capaci e presidente della fondazione che porta il nome del magistrato, intendiamo dare il nostro apporto a un tema per noi di importanza fondamentale. La proposta di riforma, spiega ancora la Fondazione, è stata elaborata dal dottor Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo e consigliere della Fondazione Falcone, e da Fabio Fiorentin, uno dei magistrati più esperti in Italia in materia di ordinamento penitenziario. Uno degli aspetti qualificanti della proposta di legge è condizionare la concessione dei benefici penitenziari per gli ergastolani e per reati di mafia e terrorismo alle loro iniziative in favore delle vittime, alla loro effettiva partecipazione alle forme di giustizia riparativa e soprattutto al loro contributo per la realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti, una formulazione che si ricollega a uno dei più significativi sviluppi giuridici affermatisi nell'ambito delle Nazioni Unite, che ogni anno il 24 marzo celebrano la giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime. Del resto, spiega ancora la Fondazione, l'impegno di contribuire alla realizzazione del diritto alla verità è una componente indispensabile del diritto alla speranza. Della proposta di legge della Fondazione Falcone, dunque, benefici possono essere concessi a detenuti o internati anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi, e sempre che il giudice di sorveglianza accerti altresì l'effettivo ravvedimento dell'interessato. Infine, con il provvedimento di concessione dei benefici, il giudice può disporre l'obbligo e il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, e può altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla stessa criminalità organizzata. Sul tavolo della Commissione Giustizia ci sono altre 3 proposte di legge, quella firmata dei 5 Stelle, Vittorio Ferrarese, Alfonso Bonafede e Giulia Sarti, e che si preoccupa di escludere i mafiosi dalla modifica ordinata dalla consulta. Occorrerà fornire elementi concreti che certificano la lontananza dai clan ben più evidenti della mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale per accedere alla libertà condizionale, ma pure ai cosiddetti permessi premio. In più, a decidere sulla liberazione deve essere un unico ufficio creato all'interno del Tribunale di Sorveglianza di Roma, un modo questo per evitare la sovraesposizione dei giudici dei vari distretti territoriali. È cominciata ieri, ma subito rinviata su richiesta dell'accusa l'udienza preliminare a carico del trentenne Luigi Alessandro D'Angelo di Ravanusa, per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di duplice omicidio stradale. La vicenda scaturisce da quanto avvenuto la tragica sera del 2 febbraio 2020, quando morirono in un incidente stradale Lorenzo Miceli, 29enne ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Ravanusa, e di Federica Leo, 29enne di Canicattì, commessa di un noto negozio di abbigliamento. Tutti erano a bordo dell'Alfa Romeo 147 guidata proprio dal trentenne, che adesso rischia il processo. Secondo gli accertamenti disposti dagli inquirenti, il conducente, difeso dall'avvocato Salvatore Manganello, si sarebbe messo alla guida dopo aver assunto cocaina ed essere risultato positivo all'alcol test. Inoltre viene anche contestata una guida imprudente per velocità di marcia sostenuta. La vicenda risale allo scorso 2 febbraio, quando l'auto con a bordo 4 persone si schiantò contro un muro in via Gramsci a Ravanusa. Il bilancio fu pesantissimo: Miceli morì nell'immediatezza, mentre Federica Leo rimase per ben 3 mesi ricoverata all'ospedale di Caltanissetta prima del decesso. Nell'incidente rimase coinvolta una terza persona che riportò delle lesioni. Adesso parliamo di istruzione. Il rettore uscente traccia il bilancio di questi suoi 6 anni alla guida dell'Ateneo Palermitano, da cui dipende anche l'Università di Agrigento. Dopo 6 anni Fabrizio Micari lascia il testimone a Massimo Midiri, che si insedierà ufficialmente il prossimo 1 novembre. Oggi tempo di saluti all'Università della Città dei Templi. Arturo Cantella. Oggi qui ad Agrigento per la presentazione di un libro che fa un po' il punto sulla sua attività didattica presso l'Università di Palermo. Un libro nel quale abbiamo voluto un po' raccogliere i principali risultati che si sono raggiunti in questi 6 anni. Il titolo non è casuale, il titolo è Un'università inclusiva. Questa è stata un po' la cifra che ha caratterizzato tutto quanto il percorso, cioè fare una università che fosse aperta, accogliente, dove davvero si potesse dare opportunità a tutti i ragazzi, e quindi con quanto più possibile corsi di laurea ad accesso libero, quanto più possibile tassazione azzerata. Noi abbiamo la più alta, la più grande fascia no tax in Italia, e naturalmente con grande attenzione ad una presenza radicata sul territorio, non solo su Palermo ma anche sulle altre province, in particolare su Agrigento. La logica che si vuole seguire è quella proprio della Università della Sicilia occidentale, guardando non soltanto a Palermo ma anche alle altre province. Ecco, parliamo di Agrigento. Avete fatto insomma una presenza, nonostante c'è stato un periodo particolare dovuto sia al Covid ma anche a una situazione finanziaria insomma particolarmente deficitaria, quella di Agrigento. Insomma, voi nonostante tutto avete creduto sulla nostra realtà agrigentina. Sì, assolutamente sì, ho sempre creduto su Agrigento, e lo dicevo fin dall'inizio, fin dal 2015, quando abbiamo cominciato.
Bisognava che ci fossero le condizioni per poter lavorare bene, seriamente e con solidità, con stabilità, che è la cosa più importante di tutte. Queste condizioni si sono create attraverso anche alcune disposizioni normative e attraverso una governance del consorzio finalmente salda e stabile, e a questo punto noi abbiamo portato una serie di corsi di laurea. Oggi su Agrigento abbiamo 7 corsi di laurea, quest'anno abbiamo avuto più di 350 matricole ed è un dato ancora in crescita, e naturalmente sono corsi di laurea tra l'altro importanti, popolosi, che sono molto richiesti dagli studenti. Penso a scienze motorie, scienze della formazione primaria, lingue, economia, scienze dell'educazione, quindi comincia a diventare un'offerta formativa veramente completa. Naturalmente tutto è sempre migliorabile e perfettibile, mi auguro che anche in futuro questa offerta formativa continui a crescere. Il suo futuro, Presidente? Fino al 31 ottobre sono il rettore di questa università, poi torno a fare il professore, poi si vedrà. Oggi siamo qui al Consorzio Universitario, una giornata importante, abbiamo con noi il magnifico rettore, il professore Fabrizio Micari, che anche penso che colga l'occasione per salutarci, perché il 31 ottobre terminerà il suo mandato, un mandato proficuo, un mandato intenso, 6 anni di grande lavoro. E infatti presenterà oggi un libro proprio come l'università inclusiva dal punto di vista di apertura. Lui è stato così bravo da poter creare quelle condizioni tali di aprire l'università, e specialmente i consorzi universitari, le sedi quindi come quella di Agrigento, a molti ragazzi. È importante perché ancora oggi si vede crescere la nostra attività universitaria qui ad Agrigento. Quest'anno ci saranno 2 facoltà nuove, le scienze della formazione e le scienze motorie. Stiamo lavorando per scienze infermieristiche per l'anno successivo. Sto lavorando personalmente per una scuola di archeologia, perché noi come Agrigento abbiamo la materia prima, abbiamo un immenso patrimonio archeologico e non abbiamo una scuola di archeologia. Prima c'era la facoltà, adesso non c'è più nemmeno quella. E quindi penso che è un lavoro proficuo, in comunione anche con l'onorevole Mangiacavallo, che si sta impegnando tantissimo per la nostra Agrigento. Penso che porteremo poi dei frutti in cantiere. Io colgo l'occasione per ringraziare non solo il magnifico rettore Micari, ma anche il presidente del polo universitario, il professore Ruisi, e i suoi collaboratori, il dottore Piazza e gli altri, per averci permesso di instaurare un rapporto sicuramente costruttivo e concreto in un percorso che ci ha portato ad un'offerta formativa sempre più consistente e sempre più qualificata, e non è una presunzione. Abbiamo registrato l'aumento dei corsi di laurea, ben 3 nell'arco di pochissimo tempo, lingue e scienze della formazione primaria e scienze motorie, ma quello che maggiormente ci induce a continuare su questa via già tracciata è il riscontro continuo del fatto che con una serie di iniziative parallele a quelle didattiche stiamo incidendo sulla crescita non solo culturale ma anche sociale ed economica della nostra provincia. Ci auguriamo che questo rapporto si possa non solo consolidare ma anche rafforzare con la prossima governance della Università di Palermo, con il nuovo rettore che si insiederà a giorni, il professore Midiri, perché crediamo fermamente che il consorzio universitario, il polo universitario della provincia di Agrigento sia una delle più rilevanti potenzialità che possa esprimere questo territorio. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, stiamo cercando di aprirci ad altre istituzioni, agli enti locali, al mondo della imprenditoria, al mondo della pubblica amministrazione in genere, perché abbiamo sperimentato che da un rapporto di collaborazione costruttiva ne può scaturire una crescita indiscutibile e una piena valorizzazione delle grandi potenzialità che questo territorio esprime. E l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla informa che finanzierà dei progetti negli istituti delle isole minori. Ogni scuola potrà proporre un solo progetto per un importo di non oltre 20.000 euro, anche in partenariato con enti pubblici o privati e associazioni senza scopo di lucro. Obiettivo: favorire attività formative e di scambio con altre realtà del territorio. C'è il servizio. Laboratori tematici, seminari e convegni, ma anche potenziamento e recupero di alcuni insegnamenti e copertura delle spese per la docenza interna e tutoraggio sono alcune delle iniziative che l'assessorato regionale all'istruzione finanzierà prossimamente negli istituti delle isole minori.
Ogni scuola quindi potrà proporre un solo progetto per un importo di non oltre 20.000 euro, in partenariato anche con enti pubblici o privati e associazioni senza scopo di lucro. L'obiettivo è quello di migliorare non solo il supporto organizzativo e didattico, ma anche favorire attività formative di scambio con altre realtà scolastiche per gli istituti delle isole minori. Particolarmente attenzione per la didattica, possono essere ammessi ai finanziamenti quei progetti che in orario extracurriculare favoriscono il potenziamento e il recupero di alcune materie. I fondi saranno a disposizione anche per coprire le spese per l'attività di docenza interna e tutoraggio, incluse quelle eventuali per il trasporto del personale scolastico. I fondi potranno essere impiegati oltre che per piccoli interventi infrastrutturali con il limite del 30% del finanziamento. La copertura finanziaria potrà coprire l'acquisto di libri, servizi esterni e prodotti divulgativi per la realizzazione dei progetti. Le attività proposte per il finanziamento dovranno concludersi entro il 31 agosto del 2022. Le domande di partecipazione complete della documentazione dovranno essere presentate entro l'8 novembre secondo le modalità previste dalla circolare dell'ufficio della regione scolastica siciliana. Abbattuta con più esplosioni di dinamite l'ultima parte del vecchio viadotto Salso a Caltanissetta per consentire i lavori della nuova strada statale 640 che dovrà collegare la città nissena allo svincolo per la A19 Palermo-Catania. A poche settimane dall'abbattimento della prima parte del viadotto è stata fatta esplodere anche la seconda sezione. Ad assistere a questo passo avanti il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che segue i lavori da vicino, promettendo un nuovo svincolo da inaugurare a novembre, il quale permetterà di bypassare la deviazione oggi presente per raggiungere l'autostrada. Serviranno poi circa 8 mesi per ricostruire il nuovo viadotto Salso, che avrà tutti gli standard di sicurezza dettati dalla Comunità Europea. Opere abusive e nessun obbligo di demolizione se il proprietario è estraneo al compimento dell'opera abusiva. Il TAR Toscana dà ragione alla tesi sostenuta dagli avvocati Michele Cimino, Giorgio Troia e Oscar Di Rosa. Arturo Cantella. Nessun obbligo di demolizione e nessuna acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato per il proprietario quando risulti l'estraneità a compimento dell'opera abusiva. Infatti, secondo le accolte doglianze di un professionista palermitano proprietario di un esteso terreno ricadente nel comune di San Gimignano concesso in locazione, il TAR Toscana con sentenza del 19 ottobre 2021 ha condiviso le tesi sostenute dall'avvocato Michele Cimino in tandem con l'avvocato Giorgio Troia e Oscar Di Rosa, che opponendosi all'ordinanza di demolizione ingiunta dal comune di San Gimignano al proprietario del fondo ha ingiustificatamente ritenuto lo stesso responsabile dell'abuso, rischiando di dar seguito all'acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato nei confronti del fondo del proprietario. Il TAR Toscano, ripercorrendo la pronuncia 345 del 1991 della Corte Costituzionale, ha precisato che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, ma una sanzione autonoma conseguente all'ordinanza di demolizione. D'altronde, essendo l'acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolire, si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella sfera di altri soggetti e in particolare nei confronti del proprietario dell'area quando risulti in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento.
Per l'avvocato Michele Cimino, in definitiva, rifacendosi alla tesi difensiva che ha scardinato le tesi della controparte, ha concluso osservando come sia fondamentale impugnare per tempo l'ordine di demolizione, avendo l'atto di accertamento dell'inottemperanza una mera valenza ricognitiva e costituendo quest'ultimo non il titolo del trasferimento di proprietà all'amministrazione pubblica, ma il titolo per l'immissione nella disponibilità del bene per la trascrizione del trasferimento di proprietà. Così un ritardo dell'impugnativa avrebbe causato una inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse. Sulla base di tale considerazioni, quindi, il TAR Toscana ha accolto le doglianze del ricorrente, annullando l'ordinanza di demolizione e condannando il comune di San Gimignano alle spese di giudizio. Raid vandalico contro l'auto di proprietà di un libero professionista canicattinese politico locale e della convivente, una docente quarantenne. La scoperta è stata fatta da 2 coniugi. Ignoti hanno utilizzato un oggetto contundente per distruggere il vetro posteriore della Renault Clio per poi darsi alla fuga. Il fatto è avvenuto nei pressi di Corso Garibaldi tra le 21 di sera e le 9 del mattino. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì. Al vaglio degli investigatori la matrice del gesto, se è da ricondurre a un raid vandalico o se possa esserci qualche collegamento alla sfera privata dei coniugi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. E a Porto Empedocle è tempo di riqualificazione urbana. Vediamo. Perché normalmente procedo con l'asinopia. Sì. Sono qui col maestro Giovanni Proietto che inizia la realizzazione di un bellissimo progetto che arricchirà ancora la nostra città di bellezza. La bellezza salverà il mondo. Noi abbiamo investito in questi anni, pur con le nostre limitate risorse, da questo punto di vista, tanto che parlando con il presidente provinciale del FAI, l'avvocato Taibi, mi diceva come Porto Empedocle sia attenzionata a livello nazionale per questo percorso che coniuga street art, forme artistiche varie e letteratura, che è un caso unico. Qui con un progetto fortemente voluto, apprezzato anche a Roma, che ha dato lo sta bene, perché abbiamo chiesto all'Enel di poter bonificare queste cabine elettriche ormai abbandonate per realizzare questa opera bellissima del maestro Proietto. Qui verrà raffigurato San Calogero negli elementi del mare. È inutile che io vi preannunci cosa sarà, perché lo vedrete. Un'altra opera sarà realizzata sulla cabina dell'altipiano che avete visto in questi giorni bonificata e che sarebbe un bellissimo punto per ammirare l'intero panorama empedoclino. E quindi volevo darvi questa notizia perché penso che sia normale e doveroso investire in arte e cultura in questa città, che ripeto è un unicum e deve avere il posto che merita a livello nazionale e direi anche internazionale, perché Pirandello è un premio Nobel e Andrea Camilleri è attualmente il maggior diffusore dell'identità siciliana e italiana comunque nel mondo, perché è tradotto in 120 lingue con decine di milioni di copie vendute e con la serie Rai del commissario Montalbano diffusa in tutti gli stati del mondo. Forse è l'autore che ha fatto guadagnare per ora di più in assoluto anche alla Rai, che penso dovrebbe anche investire. La prossima amministrazione auguro che persegua questa strada, perché è davvero quella che può offrire moltissimo a questa città, ma facendone anche diciamo un elemento per la cultura mondiale. Grazie Sindaco. Il leggendario difensore del Milan Franco Baresi ad Agrigento per presentare il suo libro Liberi di sognare. Arturo Cantella. Prima di fare un breve excursus di parlare del libro, parliamo subito dell'attualità, abbiamo freschissima la partita del Milan di ieri sera. Ieri sera magari abbiamo giocato meno bene, abbiamo avuto molte occasioni, ma il Milan è in crescita e il Milan è cresciuto molto in questi ultimi 2 anni, siamo competitivi in Italia e la proprietà ci tiene molto per il futuro, per poter portare il Milan dove compete, ripeto. In campo internazionale sicuramente dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, ma
un percorso che stiamo facendo e siamo felici di esserci tornati, poi piano piano torneremo ad essere competitivi anche a livello internazionale. Niente biglietto per assistere alla partita, un modo per invitare più gente possibile ad un evento che trascende lo sport per ricordare tutti insieme Haitham Fatallah, il cestista 32enne agrigentino scomparso pochi giorni fa durante una partita di basket con la sua squadra, la Fortitudo Messina. Adesso il doveroso omaggio della Fortitudo Agrigento, domenica prossima 24 ottobre alle 18 in occasione del derby di Sicilia contro la Virtus Ragusa. Le porte del Palamoncada saranno aperte gratuitamente a tutti i tifosi per onorare e commemorare insieme la memoria di un amico e fratello, si legge in un comunicato stampa. La capienza massima della struttura è di 1400 posti, con 400 di essi già riservati agli abbonati, quindi saranno circa 1 migliaio i posti messi a disposizione gratuitamente per assistere non solo alla partita ma alla commemorazione per ricordare Haitham Fatallah. Si intitola Agrigento è donna, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa dall'ASP con il sostegno del Centro di Riferimento Regionale di Senologia per la prevenzione del tumore al seno nella fascia di età compresa fra i 50 e i 69 anni. La giornata è in programma domenica prossima 24 ottobre dalle ore 8:30 alle 13:30 negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento, Giovanni Paolo II di Sciacca e al poliambulatorio di Canicattì. È possibile prenotare una mammografia gratuita telefonando al centro gestionale dello screening ai numeri 0922 40 75 38 e 0922 40 78 29. Possono prenotare le donne over 50. Ci spostiamo adesso alle Eolie sull'isola di Vulcano. Continua il monitoraggio sul cratere da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a causa del recente passaggio del livello di allerta da verde a giallo disposto dal Dipartimento della Protezione Civile. C'è il servizio. Siamo a Vulcano, nelle isole Eolie, e siamo in una posizione privilegiata, bellissima. Ci ha portato un abitante di Vulcano che si chiama Franco Muscarà, consigliere comunale, che ci farà da guida. Siamo qui perché da un po' di tempo il Vulcano fa le bizze e era fermo, pensate un po', bello, stava in stasi dal 1980 e da allora completamente fermo. Ora ha ripreso un po' di attività e si vede, non so se il camera Fabrizio Gentile si gira e può vedere appunto la sommità del Vulcano. Ecco, vedete il gas che fuori esce, tanto da coprire anche il sole. Noi siamo in una posizione privilegiata, vi dicevo, dovremmo essere pieni di riflessi di sole, invece ecco la nube, vedete, sta completamente coprendo i bagliori del sole. E quindi siamo arrivati qua per capire anche dagli abitanti ecco qual è il loro stato di preoccupazione per quanto riguarda questa situazione. Noi siamo qui con il consigliere comunale Franco, eccolo qua che arriva. Franco, qual è? Ecco, intanto non è normale questo, no? Non è normale, no, però diciamo che noi in questo momento siamo tranquilli di questo vulcano perché lo conosciamo bene. Poi abbiamo gli esperti che ci aggiornano continuamente sugli eventi del vulcano, se ci sono delle anomalie. E in questo momento comunque c'è la massima tranquillità. Ma da fuori vi telefonano in continuazione perché la preoccupazione è massima, no? Sì, beh, certo, è normale, Franco. Chi non vive sull'isola magari percepisce messaggi in modo diverso. Però devo dirti che noi siamo qui abbastanza tranquilli, quindi chiunque voglia venire a Vulcano in questo momento può farlo tranquillamente, perché in questo momento siamo veramente sorvegliati dall'NGV, protezione civile, regionale, nazionale, Vigili del fuoco, quindi abbiamo tutti gli estremi per essere tranquilli. E intanto non si può salire per le escursioni lassù sul cratere, e mentre la gente, oggi abbiamo visto tanti turisti sono arrivati, ma qui c'è un piano di evacuazione nel caso? Sì, certo che c'è un piano di evacuazione, ora verrà aggiornato, a breve verrà pubblicato, ci sarà pure l'ordinanza del sindaco, quindi attendiamo nuovi sviluppi dei vulcanologi della situazione. Ok, noi vi lasciamo qui da Vulcano, facciamo vedere nuovamente ecco il cratere. Come potete vedere c'è una recrudescenza del fenomeno, il gas sale in alto e mi dicono che più umidità c'è più ne sale, però rispetto agli altri giorni è veramente notevole. Do la linea a voi in studio, con me Fabrizio Gentile. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.